Il futuro della ASL 4, buonasera a tutti, è il tema dell'approfondimento di questa sera. Parleremo insomma dei dubbi ma anche delle novità che riguardano il piano sociosanitario, la riorganizzazione ospedaliera del nostro territorio, come sapete un tema molto discusso, un tema importante che riguarda la sanità locale, e lo facciamo questa sera con l'assessore regionale alla salute Sonia Viale, che saluto, buonasera. Le faccio subito una domanda proprio sulla riorganizzazione ospedaliera che, come sa, è molto sentita qui sul territorio, riguarda i nostri ospedali. Qual è l'importanza proprio della riorganizzazione dei reparti all'interno di queste strutture? Intanto buonasera ai telespettatori. Facciamo un piccolo passo indietro, nel senso io mi sono insediata qualche anno fa, 4 circa, e ho trovato davanti a me una sfida. I bisogni di salute dei pazienti liguri, che non dovevano trovare risposta soltanto nella fase acuta negli ospedali, ma dovevano avere accoglienza e ascolto sui bisogni che possono trovare risposta nel territorio. Perché una popolazione anziana, fragile, e anche i bisogni emergenti nella popolazione giovanile, disturbi del comportamento alimentare per tutti, l'autismo, eccetera, non sono patologie da curare in ospedale, ma devono avere una forza di risposta sul territorio. L'integrazione ospedale-territorio è la sfida centrale di ogni sistema sanitario del nostro Paese. E allora lì eravamo quasi all'anno zero. Salvo un'isola felice, l'AS 4, dove io effettivamente ho trovato una presenza di servizi territoriali importanti, a fianco ad una realtà ospedaliera che aveva un suo DEA di primo livello a Lavagna e 2 ospedali, uno recentissimo costruito, quello di Rapallo, sì, e un altro a Sestri Levante. Quindi in qualche modo una necessità di dare delle risposte ai bisogni territoriali e quindi sicuramente un sostegno in quella direzione e l'attribuzione di un'identità ad ogni ospedale che ho trovato, perché guardate che la precedente amministrazione di centrosinistra ne ha chiusi tanti di ospedali. Non solo, ma aveva anche tra le sue proposte, tra le sue fila, insomma, dei suoi esponenti, anche la volontà di chiudere le ASL. Perché il destino dell'AS 4, quando mi sono insediata, non era scontato, tant'è che soprattutto anche voi giornalisti, che eravate un po' comunque gli interpreti di un malessere diffuso, la domanda iniziale del mio mandato era: ma l'AS 4 la chiuderete? Oggi stiamo parlando di AS 4 perché la riforma del sistema sanitario ha fatto sì che rimanessero tutte le nostre 5 ASL, a fianco alla creazione di un ASL che aveva il compito di coordinare le altre ASL, perché comunque per poter gestire importanti risorse pubbliche ci deve essere un coordinamento. E io quando mi sono insediata ho trovato un disavanzo di 98 milioni di euro e senza chiudere ospedali, mantenendo le 5 ASL, devi fare un'operazione importante per eliminare gli sprechi senza incidere sui servizi. Oggi possiamo dire di aver chiuso l'ultimo bilancio a meno 60 milioni di euro, quindi diciamo l'abbiamo ridotto senza chiudere ospedali. Questo è un passaggio, è un ragionamento importante da fare, perché ragionare solo in termini di ospedali è una parte e non è tutto di quello che serve ai cittadini. E questa riorganizzazione secondo lei è partita un pochino in ritardo? Poteva partire prima? Che tempi avete su questo? Allora, noi quando ci siamo insediati abbiamo dovuto fare la riforma della sanità, perché si è dovuta fare con legge regionale, quindi i tempi della democrazia, non è che si arriva e si decide, ci si confronta con maggioranza e opposizione. Abbiamo fatto 3 leggi importanti, quella che ha istituito Alisa appunto, quella che ha istituito la figura del direttore sociosanitario e i dipartimenti interaziendali e quella che ha modificato tutto il sistema di autorizzazione e accreditamento. Dopo la riforma del sistema sanitario che abbiamo fatto all'incirca in un anno, meno non è possibile, altrimenti comprimi i tempi della democrazia, abbiamo messo in discussione il piano sociosanitario, che è l'atto di programmazione, un atto fondamentale che tu devi fare perché sempre attraverso il passaggio in Consiglio regionale tu ti confronti con la maggioranza e con l'opposizione per quelle che sono le strategie. Tutte insomma, le critiche, un po' le osservazioni che oggi sento fare, sono state dibattute in Consiglio regionale, noi le abbiamo spiegate, sono state approvate da una maggioranza che poi esprime la volontà degli elettori liguri, quindi insomma abbiamo fatto un percorso che ha avuto i suoi tempi. Dopodiché, alla luce del piano sociosanitario, le singole ASL
hanno approvato i loro piani organizzativi aziendali. Ripeto, il nostro obiettivo era non chiudere nessun ospedale, ma dare ad ognuno di questi presenti, sono 11, in un territorio di 1.600.000 abitanti, lungo e stretto, un'identità precisa, perché non possono essere tutti DEA di secondo livello come l'ospedale Policlinico San Martino, perché in un ospedale si va perché la vita venga salvata, devono esserci le attrezzature adeguate. Stiamo parlando della rete di emergenza, perché poi si costruisce la rete ospedaliera sulla base della rete emergenziale. Quindi una volta che tu hai in qualche modo valutato e cronometrato i tempi di percorrenza per salvare la vita, e stiamo parlando di ictus o di infarto, lì costruisci la rete dei DEA di primo livello, e qui c'è il DEA di primo livello di Lavagna, che è costruito a misura di spostamenti. Certo, chi abita nell'entroterra vive sempre un po' con apprensione, ed è per questo che abbiamo potenziato la presenza delle auto mediche, e vedo proprio in questo momento, fatalità, il tempismo della regia è fantastico, perché in qualche modo l'automedica inizia a fare quei trattamenti che poi portano il paziente nel pronto soccorso attrezzato, sia stroke unit o emodinamica. Veniamo allora ai giorni nostri. Bruna Rebagliati è in studio, direttrice generale della S4 Chiavarese, buonasera. Buonasera. Come sta procedendo proprio in queste settimane la riorganizzazione, quindi lo spostamento dei reparti, in questo senso dall'ospedale di Sesti Levante verso quelli di Lavagna e di Rapallo, se ci può fare il punto? Certo, siamo finalmente entrati nel vivo della riorganizzazione. Lo scorso anno, dopo l'approvazione del piano sociosanitario regionale, abbiamo lavorato per capire meglio e bene definire i bisogni di salute della nostra popolazione, e quindi siamo andati a cercare di seguire, sulla base degli indirizzi che provenivano proprio dal piano sociosanitario nazionale, come riorganizzare la nostra azienda sia dal punto di vista degli assetti organizzativi che dal punto di vista delle strutture, quindi dell'offerta e della risposta ai bisogni sanitari della nostra popolazione. Possiamo ricordare quindi come emergono quindi adesso questi 3 ospedali? Assolutamente, 3 ospedali, ognuno con una fortissima individualità ed tutti indispensabili al sistema. Il modello è quello dell'hub and spoke, dove l'ospedale principale si chiama Centro Hub ed è l'ospedale di Lavagna, sede dell'emergenza urgenza, dove si concentrano tutti gli interventi proprio destinati agli interventi in emergenza e tutte le strutture che devono essere presenti all'interno di un DEA di primo livello, cosa che fino ad un mese fa non avveniva in questa azienda. Noi avevamo un DEA di primo livello che non rispondeva perfettamente agli standard che sono previsti dalla norma per la sua esistenza. L'ospedale di Lavagna oggi ha all'interno strutture che sono indispensabili al funzionamento del suo mandato. Abbiamo trasferito da un mese l'urologia e l'otorinolaringoiatria. Voi capite che svolgere attività all'interno di un ospedale sede di DEA e sede quindi di una rianimazione vuol dire operare con una maggiore tranquillità sia dal punto di vista degli operatori che dal punto di vista del paziente. Questo non vuol dire che non ci fosse sicurezza prima, vuol dire però che alcuni percorsi erano molto più complessi, per cui i pazienti con particolare criticità dovevano essere trasferiti, operati in un'altra sede, e quindi avevamo anche la necessità di meglio utilizzare le risorse del personale, perché le risorse ad esempio anestesiologiche, gli anestesisti sono più concentrati in questo momento all'interno dei 2 ospedali dove noi realizziamo tutta l'attività chirurgica. Il secondo è l'ospedale di Rapallo, ospedale di Rapallo realizzato con gli standard tecnologici e strutturali più all'avanguardia, era sottoutilizzato per quanto riguarda gli aspetti del blocco operatorio ma anche della centrale di sterilizzazione. Noi abbiamo una centrale di sterilizzazione oggi unica aziendale, con un'ottimizzazione e un efficientamento nei percorsi. E tra l'altro avevamo 3 centrali di sterilizzazione, 2 che necessitavano di importanti interventi e una invece perfettamente a norma, anzi ipertecnologica, poco utilizzata. Centrale unica di sterilizzazione, ospedale di Rapallo, sede dell'attività chirurgica a media e bassa complessità. Parliamo di day e week surgery. Oggi entrambi gli ospedali di Rapallo e di Lavagna operano sulle 12 ore.
Vuol dire che il blocco operatorio è pienamente utilizzato dalle 8 alle 20 e quindi con massima efficienza nei percorsi. Ovviamente rimangono all'interno dell'ospedale di Rapallo la medicina, le attività riabilitative, le attività ad elevata integrazione. Invece cosa succede? L'ospedale di Sestri Levante è il nostro ospedale dedicato alla riabilitazione ma anche a tutta l'attività oncologica dell'azienda. Perché questo è necessario? Perché con una popolazione come la nostra, noi siamo un'azienda che si occupa, ha in cura un territorio con la presenza di una percentuale di over 65, cioè di assistiti che hanno più di 65 anni, che arriva quasi al 29%. È una percentuale altissima, altissima rispetto agli standard nazionali ma anche agli standard della stessa regione. Avere un ospedale riabilitativo è fondamentale, un ospedale di eccellenza per la riabilitazione, sia a supporto degli altri due ospedali che possono in questo modo aumentare l'attività di interventistica o di ricovero per acuto a supporto del pronto soccorso, trasferendo i pazienti a completare il percorso di cura proprio all'interno di una struttura riabilitativa. Ma anche tutto l'aspetto oncologico, perché? Perché all'interno dell'ospedale di Sestri Levante noi abbiamo la farmacia ospedaliera con la centrale di farmaci antiblastici, avevamo già il day hospital oncologico e abbiamo realizzato una medicina per acuti ad indirizzo oncoematopneumologico. Perché? Perché il paziente oncologico deve poter essere seguito qualora necessiti di un ricovero successivo ai trattamenti chemioterapici all'interno di un contesto un po' più protetto. Cioè il paziente oncologico che accede in pronto soccorso perché magari ha una reazione alla terapia oncologica è un paziente che ha un sistema immunitario più debole e quindi il fatto di poter accedere direttamente a un reparto per acuti senza transitare dal pronto soccorso fa sì che possa essere meglio presa in carico il suo bisogno. Allo stesso tempo noi procederemo a potenziare tutta l'attività di integrazione con il territorio. Mi riferisco in particolare al centro di educazione motoria che necessitava di una maggiore risposta dell'azienda perché allocata in spazi non certamente sufficienti, di tutte le attività consultoriali del distretto ma anche di tutta l'attività riabilitativa per esterni che verrà quasi completamente centralizzata all'ospedale di Sestri Levante. Come lei sa però a Sestri Levante ci sono alcuni dubbi, soprattutto da parte dell'amministrazione comunale che avverte alcune perplessità per quanto riguarda alcuni piani che sono rimasti vuoti. Possiamo chiedo alla regia di mandare l'intervista a Valentina Ghio così poi la commentiamo in studio. Che situazione è l'ospedale di Sestri? Ma sicuramente ad oggi è nella situazione peggiore da molti anni, nel senso che sono avvenuti i depotenziamenti, i trasferimenti, alcuni anche legittimi, come alcune chirurgie a lavagna, un'operazione anche giusta e ragionevole, ma non è intervenuto alcun potenziamento e miglioramento della struttura nell'ordine di rafforzare il suo ruolo di ospedale del territorio. Prima abbiamo denunciato più volte 2 piani vuoti, adesso siamo a 3 piani vuoti e non c'è alcun potenziamento di organico e di orari e di servizi della riabilitazione che dovrebbe diventare un reparto in espansione e che è già un reparto molto valido ma sicuramente da sostenere, né di tutti quei servizi diagnostici ambulatoriali di cui tanto si parla. Anche la motivazione che è stata data del fatto che occorre prima fare le gare d'appalto ed espletare le procedure per le gare d'appalto è una motivazione che sicuramente non nasce all'improvviso, ma insomma il codice degli appalti penso che da tempo doveva essere uno degli elementi conosciuti, quindi sicuramente non c'è un bilancio positivo ad oggi per i cittadini di Sestri Levante. Il piano parla chiaro, però a questo punto bisogna che sia attuato. Che cosa pensate di quello che è previsto venga realizzato? Ma diciamo che le parole possono essere anche parole condivisibili, come dicevo prima il potenziamento della riabilitazione, dei servizi diagnostici degli ospedali dell'ospedale del territorio, ma anche nel piano non è contenuta una riga rispetto agli incrementi di risorse necessari per attuare questi potenziamenti e quindi ad oggi sono solo belle parole. Rieccoci in studio, proseguiamo con la diretta. Viale, ha sentito l'intervista al sindaco Ghio di Sestri Levante. Mi sembra di capire, da una parte c'è la visione regionale di cui parlava lei prima sull'organizzazione, dall'altra a Sestri Levante si vede in questo momento quello che non c'è.
potremmo dire così. Diciamo che rispetto a qualche mese fa ho notato un'inversione di tendenza che mi ha lasciato anche sorpresa e anche in qualche modo colpita favorevolmente, perché finalmente anche lei condivide che a Sestri Levante debba essere data un'identità precisa, coerente con quello che è una migliore organizzazione sul territorio dei servizi. Quindi preoccupano forse i tempi. Qualche tempo fa insomma diceva cose diverse. Poi intanto un ospedale non si riempie. Cioè, un ospedale non si valuta sul fatto che devono essere riempiti dei piani. Cosa significa? Bisogna capire se le cose che abbiamo detto che dovranno essere collocate in quell'ospedale servono ai cittadini, e da qui mi sembra insomma di poter dire di sì, perché anche il sindaco Ghio condivide l'impostazione data. Per quanto riguarda il codice degli appalti, mi sorprende che un pubblico amministratore faccia questa sottolineatura, perché se siamo pronti a partire con i lavori vuol dire che il lavoro è già partito da tempo per quanto riguarda il codice degli appalti, perché non è che si improvvisano i processi amministrativi, ci sono alcuni processi che vengono fatti dagli uffici, magari non sono conosciuti ma sono fatti, e se adesso siamo pronti a partire con i lavori è perché c'è a monte un impegno forte della ASL di mesi. Quindi insomma direi che tanto tuonò che piove e neanche forse sereno. Rebagliati sulla questione dei tempi? Perché forse è quello che viene visto con un po' di preoccupazione. Cioè, guardi, allora noi più volte abbiamo cercato di rasserenare tutti i portatori di interesse che il percorso sta andando avanti e sta andando avanti bene e celermente. Si tratta di un percorso di riorganizzazione articolato che, dovendo dare risposta a bisogni di salute complessi, non si realizza in un giorno. Abbiamo appena trasferito i reparti, e nemmeno tutti, perché buona parte dell'attività è ancora sull'ospedale di Sestri Levante, perché stiamo completando i lavori della cistoscopia sull'ospedale di Lavagna, avverrà tra un mese. Il codice degli appalti richiede 18 mesi prima di partire con i lavori, a volte, anche di più, perché ci sono degli inconvenienti che non si possono prevedere a priori. Pensate solo al soccorso istruttorio, alla nuova piattaforma. La nuova piattaforma informatica ogni volta che lanciamo una gara crea veramente delle problematiche enormi. Quindi noi siamo veramente pronti a fare tutto quello che abbiamo disegnato nel nostro processo di riorganizzazione, siamo pronti a farlo nel tempo più breve possibile, compatibilmente con la necessità che non stiamo parlando di un immobile destinato a civile abitazione, stiamo parlando di sanità, le attività vanno mantenute. Le faccio un esempio: stiamo per partire con i lavori sul pronto soccorso, ma il pronto soccorso deve continuare a funzionare, quindi dovremo fare lavori in lotti. Insomma, ci sono delle necessità che sono legate alle risposte ai bisogni di salute di un territorio che vanno considerate quando si avviano con i lavori. I lavori sono previsti, sono stati gestiti in modo eccellente dai tecnici dell'azienda e quindi siamo assolutamente pronti a tranquillizzare tutti che il mandato dell'ospedale Sestri Levante è un mandato importante, è un mandato forte e verrà realizzato nei tempi necessari. Allora, siamo entrati nel vivo del tema, ora saluto gli altri ospiti in studio, così possiamo avviare anche un confronto su questi aspetti. Antonio Zampogna, segretario provinciale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, buonasera. Buonasera. Giancarlo Mordini, presidente del Comitato Assistenza Malati Tigullio, buonasera. Poi abbiamo Elisabetta Tassara, medico chirurgo, segretario regionale di CISL Medici, buonasera anche a lei, e Anna Pianforini, infermiera e coordinatrice di CISL Funzione Pubblica dell'ASL 4. Buonasera. Allora, iniziamo. Antonio Zampogna, la sua visione sulla questione sanitaria locale, sulla riorganizzazione, cosa le sembra anche di quello che ha sentito adesso in studio? Ma assolutamente, intanto io faccio parte del sistema sanitario nazionale pubblico, quindi mi sento, anche se non sono un dipendente, un operatore della sanità. Logicamente lavoro fuori, non lavoro in ospedale, mi ha fatto piacere sentire parlare sia l'assessore che la dottoressa Rebagliati del fatto che ha sottolineato, cioè che siamo l'ASL dove abbiamo un maggior numero di anziani. Certo. E questi anziani purtroppo si ammalano per forza di cose e spesso una grossa fetta dell'assistenza di queste persone ricade sulle nostre spalle. Cosa chiediamo noi alla sanità? Io l'ho detto altre volte in altre occasioni, a me non interessa il campanile se un servizio viene dato a Rapallo piuttosto che a Sestri, perché giustamente, come si sottolineava prima, anche i cittadini dell'entroterra avrebbero le stesse esigenze e quindi ognuno, anche se abita a Santo Stefano o a Varese Ligure, avrebbe diritto a un ospedale di vicinanza, è cosa che è impossibile fare. La cosa che interessa ai medici di famiglia
è quello di avere delle risposte adeguate, e le risposte adeguate non si hanno soltanto con le strutture, ma si hanno con il personale giusto, l'organizzazione giusta nei momenti giusti. Quindi credo che per quanto mi riguarda questo passaggio lo sottolineerei così. Giancarlo Mordini, come comitato avete fatto anche voi un lavoro durante questi anni che riguarda la sanità locale, quindi in questo momento, con questa riorganizzazione che è partita, come vi trova, ecco, questa situazione? Questa riorganizzazione è stata approvata dalla Regione Liguria, ma andava nello stesso direzione di quel progetto che avevamo fatto noi. Noi non vogliamo alcun merito, però bisogna che mettiamo i puntini sulle i. Noi ne avevamo parlato molto tempo prima. Siamo contenti, per l'amore di Dio. Lunedì 11 marzo è una data storica. Sono venuti i trasferimenti che aspettavamo da tanto tempo. Otorino, urologia e medicina sono venuti a Lavagna, ma però non basta questo, bisogna progredire, bisogna andare avanti. Oltretutto bisogna fare ancora uno sforzo, bisogna portare a Lavagna la dialisi e la nefrologia, perché essendo le sale operatorie tutte a Lavagna, i dializzati sono a rischio e hanno bisogno della sala operatoria vicina. E lo stesso dicesi per l'anatomia patologica, perché è assurdo trasportare i reperti avanti e indietro, quindi sarebbe una cosa bellissima questa. D'altra parte io capisco la sindaca Ghio. La sindaca Ghio è una politica come la dottoressa Viale. Lei deve difendere un po' la sua poltrona, quindi ai suoi cittadini deve dire qualche cosa. Ma la dottoressa Ghio ha capito sin dall'inizio che la strada era quella ed è quella. Noi siamo solidali con la sindaca Ghio, perché le diamo tutta la solidarietà possibile e immaginabile, e anche se ci fosse bisogno di dare una mano materialmente per potenziare l'ospedale di Sestri Levante, noi siamo pronti. E Rapallo invece che cammino deve fare? D'altra parte Rapallo bisognerebbe che fosse, il sindaco di Rapallo fosse altrettanto lungimirante come è stata la Ghio, che poi ha lasciato andare, non si è messa di traverso. Quello di Rapallo, che è intelligente anche lui, ha il padre intelligente anche lui, dovrebbe fare in modo che questa riorganizzazione sia completa, perché finora è solo la prima fase, ragazzi, la prima, seconda fase, ma c'è poi la terza fase e noi stiamo aspettando quella, capisci? Certo. Tassara, dal vostro punto di vista invece di dipendenti di ASL 4, che cosa vedete in questo piano, cosa vi preoccupa invece? Quello che vediamo è la necessaria riorganizzazione comunque che si pretende in una moderna sanità comunque, però ecco, quello che manca, e lo dico, mi rivolgo all'assessore, sono sicuramente, ci sono dei punti critici e nevralgici che sono la carenza di personale, che non è solo l'ASL 4 di cui soffre l'ASL 4, ma tutta la regione, meno male, e tutta l'Italia. Soprattutto l'invecchiamento della popolazione dei medici, la carenza di personale infermieristico, che sono molto bravi e tutti ci diamo da fare. E devo dire che questi trasferimenti sono avvenuti con un grande, anche diciamo, con grande anche discomfort, perché non è stato facile vedere da un giorno all'altro il trasferimento di reparti, il cambiamento della tua organizzazione lavorativa, perché come operatori abbiamo visto cambiare le sedute operatorie, abbiamo visto cambiare le nostre sedute lavorative, i nostri posti lavorativi, quindi c'è stato un gran rimaneggiamento anche degli orari di lavoro e questa cosa. Altra siete cosa, stati coinvolti in precedenza o è stata una cosa su dall'oggi questo al domani? no, è stato un po', diciamo, un po' subitaneo come cosa, perché lo aspettavamo da un po' di tempo e quindi poi è avvenuto in maniera diciamo quasi improvvisa, però sicuramente molte cose potevano essere organizzate secondo me un attimino più con una visione di quello che poteva accadere.
però probabilmente era tanto l'impeto di volerlo fare subito che capisco che ci siano state queste disfunzioni. Spero che comunque si possano stabilizzare, perché in questo momento abbiamo ancora delle grosse cose ci stanno nei cambiamenti, nei traslochi, bisogna anche farli passare, perché tu un giorno facevi un'attività da una parte, hai cambiato tutta la tua vita e devi organizzare anche il tuo lavoro, la tua vita e tutte queste cose qua. Raccogliamo quindi questa preoccupazione altra cosa, sua. quello che preoccupa è la riduzione dei posti letto, perché questo trasferimento non è che è avvenuto a costo zero, è avvenuto a costo trasferimento posti letto, quindi quanti posti letto? E attualmente sono 19 se non sbaglio, dovrebbero poi ridursi a 16, però non sono pochi 16 posti letto in un ospedale che raccoglie, diciamo, all'anno 50.000 pazienti per acuti, quindi noi stiamo parlando di comunque risposta per acuti, giustamente come diceva l'assessore Vignale. L'ospedale deve rispondere all'acuzie del paziente, quindi chi sta male va in ospedale, deve avere delle risposte e deve avere anche i letti su cui essere ricoverato se ne ha necessità. Quindi perdere 20 posti letto non è poco su una popolazione che vede 50.000 passaggi all'anno, quindi vuol dire 140 media al giorno, 140 pazienti al pronto soccorso al giorno. Io ringrazio sempre i miei colleghi del pronto soccorso perché in difficoltà di personale fanno un lavoro, la media è 140 passaggi al giorno, quindi ci sono dei giorni in cui ne passano e trovare anche il posto, la locazione per questi pazienti e avere le risposte da dare immediate a questi pazienti è importante, noi dobbiamo segnalare questa cosa. Chiedo anche a lei, Pianfolini, come lavorate in questa situazione in questo momento. Sì, noi siamo stati piuttosto critici con la nostra amministrazione, con la nostra direzione generale, però vorrei precisare che il nostro essere critici non ha voluto essere una provocazione, ma semmai un modo per farci sentire, per poter lavorare sempre in maniera aderente alla sicurezza del paziente e alla sicurezza naturalmente dell'operatore. Ci sono delle criticità, purtroppo. Sicuramente sono dovute all'assestamento, ecco, però secondo noi a fronte di una progettazione su carta che è durata quasi 2 anni, perché si parla della metà del 2017 e la riorganizzazione ha preso il via nei primi mesi del 2019, la parte più squisitamente operativa è stata poco concordata, se non quasi niente, con gli operatori, e questo ha causato delle discrasie, delle problematiche. Ad esempio, per esempio, noi siamo stati già critici sul fatto, per esempio, che sono stati trasferiti questi reparti nell'arco di 2 o 3 giorni senza mai interrompere l'attività ambulatoriale, operativa, quindi questo in qualche maniera potrebbe anche aver messo, come dire, in difficoltà, ha messo sicuramente in difficoltà gli operatori sanitari e ha posto in eventuale pericolosità anche il trasporto dei pazienti. Perché dover trasportare dei pazienti operati quando si poteva magari, come dire, organizzarsi in maniera diversa? Ecco, riallacciandosi a quello che diceva la dottoressa, per esempio il discorso della chiusura, della riduzione dei posti letto ha fatto sì che questi posti letto vengano effettivamente a mancare, e la soluzione è stata quella di aprire le unità di crisi. Attualmente, per esempio, in un reparto del polo ospedaliero c'è un'unità di crisi aperta. L'unità di crisi sono quei luoghi che vengono tenuti, diciamo, a disposizione in caso di iperafflusso del pronto soccorso. In questo momento c'è un reparto che al suo massimo, diciamo, contiene 40 posti letto. Noi sappiamo benissimo, perché l'ha detto anche la direttrice, noi abbiamo una popolazione molto anziana, molto fragile, pluripatologica, quindi ha bisogno di una cura particolare. Oggi, quando ci sono queste unità di crisi aperte e rese disponibili come diciamo degenze ordinarie, abbiamo un rapporto operatori-pazienti di 1:13. Non siamo noi che lo diciamo, ma sono gli studi scientifici che lo dicono. Laddove è in aumento il rapporto fra operatori e assistiti, aumenta la mortalità, aumenta la diffusione delle patologie nosocomiali, e quindi oltre al fatto che naturalmente si crea tutta una serie di disagi al personale che deve comunque ottemperare all'assistenza in maniera adeguata. Abbiamo già sentito adesso questo primo giro di battute, farei subito rispondere un attimino anche su queste questioni del personale la direttrice Rebagliati. Allora, innanzitutto
confronto c'è stato, e anche ripetuto ed è documentato da tutti i verbali, gli incontri che abbiamo fatto con i sindacati sono stati importanti e sempre puntuali. Il trasferimento era già previsto ad inizio febbraio ed eravamo pronti per inizio febbraio e alla fine l'abbiamo realizzato ad inizio di marzo. Quindi voglio dire, c'è stato un mese nel quale si sapeva ogni giorno poteva avvenire il trasferimento e l'abbiamo procrastinato fino a fine mese quando eravamo pronti ad effettuare il trasferimento. In questo momento i posti letto non sono così tanti perché abbiamo le unità di crisi aperte e sono legate al fatto che i lavori, come vi ho detto, sull'ospedale di Ravagna sono ancora in corso. Quando noi procederemo a trasferire completamente la cistoscopia avremo semplicemente riutilizzato tutti i posti letto che sono presenti nel reparto di degenza. Diversamente all'ospedale di Rapallo, dove abbiamo riparametrato i posti letto legati all'ortopedia in relazione al tasso di occupazione degli stessi. Noi avevamo la necessità di garantire una risposta diversa all'interno dell'ospedale di Rapallo e così abbiamo fatto, perché l'ortopedia di Rapallo aveva 40 posti letto ma ne utilizzava soltanto 30, di qui la necessità di trasferire la chirurgia temporaneamente sui letti dell'ortopedia nelle more di realizzare tutti i lavori che sono previsti anche sull'ospedale di Sestri Levante, che andranno ad aumentare i letti della riabilitazione, perché noi stiamo per partire con un cantiere al 6° piano e quindi avremo molti più letti a disposizione. È evidente che il cambiamento spaventa sempre. Ed è il motivo per cui io personalmente ho cercato di incontrare i reparti maggiormente coinvolti nei cambiamenti proprio per spiegare quali erano le dinamiche. Abbiamo più volte condiviso veramente le necessità. Il cambiamento è sempre un qualcosa che finché non si affronta lascia perplessi e anche quando si realizza comunque necessita di qualche giorno perché diventi un po' una questione di regime. Il personale che ovviamente non è stato più utilizzato in questi 16 posti letto è stato ridistribuito nei reparti che in questo momento lavorano di più. Quindi si è cercato di garantire il massimo equilibrio all'interno dell'organizzazione. Ma a livello generale come personale è sufficiente secondo lei in questo momento o bisogna integrare? Allora, noi abbiamo fatto un piano assunzioni 2019, bilancio di previsione, che prevede un incremento importante del personale, però l'anno 2018 si è chiuso con un incremento numerico che non è legato al semplice turnover di 21 unità, vuol dire che noi abbiamo assunto 171 unità, il 20 sono teste nuove, persone nuove e non semplicemente la copertura del turnover. Il 2019 sarà un anno importante nel quale invece andremo veramente ad investire molto perché abbiamo nel piano di previsione 2019 previsto una crescita importante. Saranno assunzioni sul lungo termine o assunzioni a breve termine? No, no, sono tutte assunzioni a tempo indeterminato, quindi che porteranno poi al completamento della riorganizzazione, perché quando si parla di riorganizzazione non si parla soltanto di immobili, non si parla di strutture, non si parla di ospedale, perché l'ospedale è un contenitore, come giustamente ha segnalato l'assessore, l'ospedale non si riempie, l'ospedale si destina e si utilizza per dare una risposta puntuale a bisogni di salute che si devono conoscere prima di decidere cosa si fa dentro le strutture. Una volta fatto questo, per poter attivare delle attività ci vogliono delle persone che le governano e sono quelle che le rendono operative. Ecco, assessore Viale, da questo punto di vista, come risorse per fare tutto questo ci vogliono, come dire, tanti fondi. Come si riesce però a poter seguire proprio tutto questo piano? Anche perché dal punto di vista di ASL mi sembra ci sia 1,5 milioni in meno sul 2019. No, direi proprio di no, nel senso che allora, vi è il riparto nazionale ogni anno a Roma con tutti i colleghi assessori di tutte le regioni d'Italia ci riuniamo per ripartire il Fondo Sanitario Nazionale. Purtroppo i parametri vigenti per la distribuzione di queste risorse penalizzano ogni anno la Liguria, perché noi abbiamo una popolazione anziana e perché ogni anno diminuiamo il numero della popolazione, cioè decresce. Questi due fattori non consentono a noi di rimanere in pari con quello che avvengono appunto le assegnazioni fatte in quella sede. Quindi la contrattazione diventa un momento centrale per poter almeno mantenere il fondo dell'anno precedente. Quest'anno devo dire che siamo riusciti con un lavoro importante, preceduto insomma, dal lavoro dei tecnici, poi sul piano politico, abbiamo aumentato il fondo sanitario regionale di 22 milioni di euro importanti, di questi 2 milioni di euro
ci sono stati riconosciuti dalle altre regioni per quanto accaduto per il crollo del Ponte Morandi come segno di vicinanza per anche i grandi sforzi che sono stati fatti da parte del sistema sanitario. Ne do atto perché è un gesto che merita anche che sia ricordato anche agli ascoltatori e in ogni luogo dove si parla di queste tematiche. E il riparto quindi quest'anno ci consente di mantenere gli impegni assunti l'anno scorso, di poter continuare e proseguire negli investimenti accompagnati da un sano piano di riduzione del disavanzo che ci consente di reinvestire in sanità. Detto così sembra tutto roseo, che ci siano chissà quante risorse, però dobbiamo considerare che ogni anno a livello nazionale alle regioni vengono dati altri compiti da fare a risorse invariate, quindi noi dobbiamo far stare per esempio il rinnovo dei contratti col personale e li dobbiamo questi impegni mantenere, ci mancherebbe altro, ma con i fondi stanziati senza avere un incremento, quindi dobbiamo fare un lavoro importante di tenuta dei conti. Un passaggio che vorrei fare, perché a mio parere insomma, la sanità si presta a polemiche, ma perché vai a toccare la vita delle persone, quindi ci sta che ci sia sempre partecipazione e veemenza e anzi meno male che c'è una grande attenzione a partire dai sindaci che sui loro territori sono anche responsabili della salute dei cittadini, però penso che al cittadino faccia anche bene sentire che c'è un lavoro di squadra, che si lavora in sinergia con tutte le componenti del sistema sanitario e devo dire che qui in trasmissione vi ringrazio perché c'è una panoramica di protagonisti del sistema sanitario, di interlocutori con i quali noi abbiamo intrapreso un percorso e sono ovviamente i medici di medicina generale, diciamo i medici e il settore dei coordinatori infermieristici perché stiamo puntando e poi abbiamo gli stakeholders impersonati qui dal signor Mordini che è un interlocutore quasi unico nel panorama regionale perché come lei, e lo dico in senso positivo, è sicuramente in altre realtà non abbiamo una vivacità del mondo dell'associazionismo che tra l'altro restituisce oltre alle critiche anche però delle risorse importanti perché io ho partecipato all'inaugurazione costruttive, certo, e non è così dappertutto. Quindi in qualche modo anche qui abbiamo un esempio virtuoso di come tutti insieme mantenendo il diritto alla critica, perché giustamente in sanità magari fosse tutto perfetto, si lavora insieme per migliorare la vita dei cittadini. E mi fermo e non parlo più. Ecco, solo un passaggio veloce che mi sembrava perplesso. Un po' il pallino sì. a noi poveracci qui. Mi sembrava perplesso, poveracci Mordini, non c'è nessuno qui. Mi sembrava perplesso, dico, come mai? Ma noi dobbiamo dire qualche cosa, se no è inutile. Io volevo parlare per esempio delle case della salute. È un argomento che so che è un po' ostico per queste due signore, però bisognerebbe portarlo. A Sestri Levante è prevista, viene chiamata in un altro modo, ci sono altri modi per chiamarlo, ma non vuol dire. Io vorrei sapere se è possibile finalmente cominciare a pensare a queste case della salute, a Sestri, a Cicagna, a Chiavari, a Rapallo e a Santa Margherita, perché Rapallo chiede il pronto soccorso, pronto intervento, ma se gli facciamo la casa della salute è un pronto intervento, 24 ore su 24 con i medici di famiglia e la guardia medica. Allora su questo sentiamo Pier Giorgio Brigati, vice sindaco di Rapallo che segue proprio gli aspetti sanitari, così sentiamo proprio le sue parole e ne possiamo discutere di nuovo in studio. Che punto della situazione si può fare per quanto riguarda il nosocomio rapallese? Era un peccato non farlo funzionare, era una cosa prevista, anche se con un po' di ritardo è arrivata, per noi è molto importante e poi era veramente un delitto avere una struttura così e non farla funzionare come si deve. Eravamo in sofferenza sia per quanto riguarda il numero dei posti letto sia per quanto riguarda proprio l'attività. Non c'erano i numeri e questo in qualche modo ci mette così in sicurezza anche come struttura. Il punto di primo soccorso dell'ospedale di Rapallo, c'è la richiesta di un potenziamento di un servizio di questo tipo? È una richiesta che certamente al quale bisogna dare risposta
è una cosa a cui teniamo molto. Io credo che sarà il prossimo punto da affrontare, anche perché per aiutare il pronto soccorso di Lavagna, che è un pronto soccorso di idea che è cosa diversa, è importante che quello di Rapallo possa aiutare per diminuire le attese, che sono insomma un punto importante perché la nostra sanità sia veramente efficace, e non ci meritiamo, non si merita l'ASL a volte di essere giudicata per queste attese che in alcuni periodi dell'anno specialmente diventano lunghissime per la mole di lavoro che Lavagna ha. Insomma. Altro tema è quello dell'ingresso dei privati. Si parla da tempo di un'ipotesi di questo tipo. Quanto concreta è per Rapallo? Guardi, la politica sanitaria la fa la Regione. Il piano sanitario è stato, diciamo, emesso, è un documento pubblico, e nel piano non c'è richiami diretti alla privatizzazione, ma certamente l'integrazione, se così si può dire, è una cosa che io credo la Regione abbia previsto per alcuni reparti, come appunto è previsto nel piano sanitario, non scopro niente. Certo è una cosa che andrà discussa, concordata, vista e valutata. A noi interessa soprattutto una risposta per i cittadini per quanto riguarda gli anziani, soprattutto perché, come dicevo prima, è fondamentale che l'anziano ricoverato, che molte volte è assistito da un altro anziano, non debba sopportare disagi né per Rapallo né per Sestri né per altri, e questo è fondamentale. Poi sulla politica sanitaria credo che la Regione ha dimostrato di sapere anche il fatto suo, quindi aspettiamo fiduciosi. Allora, andiamo con ordine sui temi che avete ascoltato. Intanto cerchiamo di rispondere alla domanda di Giancarlo Mordini sulle case della salute. Dottoressa Rebagliati, ha sentito anche Brigati sull'aspetto del primo intervento. Certo, con il signor Mordini ci siamo già alcune volte confrontati proprio su questo aspetto. Allora, parliamo dei 3 ospedali. L'ospedale di Rapallo è un ospedale per acuti. All'interno ha un punto di primo intervento. Tanto rispondo ad entrambi i quesiti. Il punto di primo intervento è aperto dalle 8 alle 20 tutti i giorni, compresi i festivi, e dalle 20 entra in servizio la guardia medica, che è presente all'interno dell'ospedale, è localizzata nel piano di un reparto di degenza, è a disposizione delle persone che possono accedere al medico di guardia per le prescrizioni che sono previste da questa figura professionale, la quale può uscire anche sul territorio a fare gli interventi, ed è già localizzata all'interno dell'ospedale di Rapallo. In questo senso è un ospedale che ha una grande integrazione con il territorio, già presente all'interno del distretto. Non è una casa di salute perché è un ospedale per acuti. L'ospedale di Lavagna ovviamente è un ospedale sede dell'emergenza urgente. Ospedale per acuti, che quali acuti? Medicina, ha un reparto di medicina, un reparto di ortopedia, un reparto di cardiologia. Ortopedia di elezione non è per acuti. È un reparto per acuti. Allora, spieghiamo ai nostri telespettatori. Esistono diversi regimi di ricovero all'interno dell'ospedale. I ricoveri per acuti sono quei ricoveri che riguardano pazienti che necessitano prestazioni legate all'acuzie, alle patologie che emergono improvvisamente, oppure sono ricoveri in elezione, quindi programmati, ma comunque legati non a percorsi di riabilitazione. I percorsi di riabilitazione invece sono quelli che noi chiamiamo codice 56 o codice 65, hanno un codice diverso come SDO, sono ricoveri a tempistiche definite e portano alla riabilitazione di un paziente dopo un ricovero in un reparto per acuti. Quindi si tratta di l'ospedale per acuti, quindi com'è l'ospedale di Rapallo, che in realtà ha al suo interno anche dei percorsi di riabilitazione, ma perché? Nell'ottica della continuità delle cure, perché un paziente viene preso in carico per l'intero per i suoi bisogni complessivi. Quindi quando in genere si parla di casa di salute, come anche indicato in noto nel decreto, in un decreto importante che è il decreto Balduzzi, che ha dato un po' le norme di riorganizzazione della sanità, in genere viene realizzata all'interno di strutture che non sono più ospedali, che cessano di essere ospedali e quindi vengono mantenuti all'interno del territorio dove erano localizzati, proprio per continuare ad offrire una risposta a bisogni sanitari che però non sono risposte nell'ambito dei ricoveri ospedalieri per acuti. Quindi di fatto l'ospedale di Rapallo non ha le caratteristiche per essere una casa della salute, così come non lo ha l'ospedale di Lavagna, perché è un ospedale
sede di DEA per l'emergenza-urgenza. Sull'ospedale di Sestri Levante noi stiamo già facendo un lavoro importante e il piano sociosanitario ci indirizza in questo senso. Abbiamo già all'interno dell'ospedale medici di medicina generale con i propri studi che lavorano insieme agli specialisti, ovviamente svolgendo la propria attività, ma comunque stanno sperimentando un percorso innovativo di permanenza all'interno di una struttura ospedaliera, ma il nuovo reparto che è ipotizzato ed è previsto dal piano sociosanitario regionale di un reparto a conduzione infermieristica può aprirsi anche ad una gestione di tipo di country hospital, quindi con i medici di medicina generale. Però su questo non è d'accordo. Sono d'accordo perché il DEA di primo livello deve essere solo per acuti, quindi è Lavagna l'ospedale per acuti, non è Rapallo. Se ora vogliamo cambiare le carte in tavola le cambiamo come vogliamo, però Rapallo non è nato come per acuti, cioè era nato ai tempi dei tempi, però non è un ospedale per acuti, quindi i reparti per acuti devono essere tutti nell'ospedale di Lavagna. Quindi una centralità. E invece Zampogna, lei come medico di medicina generale, cosa ne pensa di questo? L'idea di primo livello è quella. Se poi cambiamo le casette in tavola, come ha fatto l'assessore alla sanità Sonia Rebagliati in un'intervista di una televisione genovese in cui ha parlato di pronto soccorso cardiologico, siamo fuori del mondo, non esiste il pronto soccorso cardiologico. Se vogliamo fare pronto soccorso cardiologico a Lavagna, a Rapallo facciamolo, ma non ha senso, non esiste, non è contemplato da nessuna parte. Volevo chiedere a Zampogna come medico di medicina generale. Non ho capito chi è il politico qua dentro. Facciamo parlare Zampogna un attimino sulla vicenda della Casa della Salute. Ma la Casa della Salute è un'idea, come è stato sottolineato, fa parte della legge Balduzzi, è una cosa che noi in parte vediamo positivamente, però siccome abbiamo attenzione soprattutto ai pazienti anziani cronici che non vivono sempre nelle cittadine comode, centrali, come può essere la nostra Riviera, piuttosto che la stessa grande Genova, bisogna stare attenti a non impoverire il territorio del servizio medico medicina generale. Al contrario, bisogna dare la possibilità, come dicevo prima, al medico di medicina generale che lavora sul territorio di avere una risposta, non dico immediata, ma sicuramente efficiente quando ha bisogno di risolvere dei problemi che sul territorio singolarmente non si possono fare. Le aggregazioni a cui penso faccia riferimento Mordini, cioè le case della salute, vanno bene, però dove esistono già queste cose, dove esistono medicine di gruppo, dove c'è una risposta già preesistente di aggregazione e quindi bisogna far sì che... L'altra cosa mi collegava al fatto della guardia medica, che è già un nome che non mi piace molto, ma la definizione corretta, non per fare saputello, ma per sottolineare l'importanza dei termini, parla di continuità assistenziale. Che vuol dire? Continuità assistenziale vuol dire che il medico di continuità assistenziale fa quello che dovrebbe fare il medico di famiglia durante le ore notturne o nei giorni festivi. Quindi la cosa importante è che ci sia un collegamento fra queste due figure. Quindi un collegamento fra l'ospedale e il territorio, dobbiamo superare la concezione di vedere la sanità in silos, di dividerla in silos come se fossero dei compartimenti stagni. Assolutamente, la sanità è una, cerchiamo all'interno di questa, del sistema sanitario nazionale, di operare tutte nella stessa direzione. E quindi la cosa che chiedo è proprio quello. Poi, per risolvere i problemi anche della cronicità, della lontananza dei poli ospedalieri, credo che una cosa importante, e si sono fatti esperimenti in questo senso, è la telemedicina. Non vedo perché, cioè io ricordo da volontario della Croce Verde a Sestri Levante, 40 anni fa quando ero ragazzo, che mi mandavano a far refertare a Lavagna un elettrocardiogramma. Questo anche dagli studi dei medici di famiglia si può fare, quindi è importante anche questo. Rebagliati, su questi aspetti che ha ascoltato, cosa ne pensi? Aspetti, vediamo Rebagliati. Vorrei aggiungere soltanto una cosa, che all'interno dell'azienda l'ospedaletto di Cicagna è una casa della salute, già vede la presenza dei medici di medicina generale, tutti gli specialisti ospedalieri, di notte abbiamo la continuità assistenziale, quindi l'ospedaletto di Cicagna è già mantenuto e verrà potenziato dall'azienda ancora di più con servizi ambulatoriali e con tutte le specialità che sono necessarie al territorio, proprio per dare una risposta puntuale a quell'area che è più delicata. Al contempo, grazie alla nostra regione, stiamo sperimentando un nuovo percorso nelle aree disagiate, nelle aree interne.
ASL 4 insieme ad una parte del territorio di ASL 3 sta partecipando e sta per partire ad un nuovo progetto importantissimo che vede il progetto della Comunità Europea, che ci ha selezionato proprio per le peculiarità e della popolazione e del territorio, e noi andremo a inserire a casa delle nostre persone, della nostra popolazione che ha più di 65 anni, una nuova figura, quella dell'infermiere di famiglia, insieme alla telemedicina, insieme alle residenzialità aperte. Quindi un nuovo percorso che ci vedrà capofila nel definire se esiste la possibilità di mantenere a casa le persone al proprio domicilio, seguite dall'azienda, riducendo i ricoveri impropri, perché si può curare le persone a casa. Pianforini su questo? Sì, mi ha anticipato, proprio volevo dire questo, nel senso che è giusto e importante che la Regione, che l'azienda sviluppi al massimo le potenzialità di questo servizio di assistenza domiciliare integrata, che funziona bene nella nostra ASL, raggiunge veramente ambiti sperduti assolutamente, e quindi è fondamentale per portare a casa delle persone che sono anziane, che hanno necessità, l'assistenza che è dovuta. Un'altra cosa importante che io vorrei sottolineare è che sarebbe opportuno prendere in considerazione di sviluppare assolutamente dei punti in cui le persone che hanno accessi di pronto soccorso, diciamo in codici bianchi, codici verdi, possono essere assistiti, e sgravare il più possibile il pronto soccorso, perché purtroppo c'è il fenomeno degli accessi impropri di pronto soccorso che vanno a intasare questo fondamentale servizio, e proprio in previsione di questi nuovi lavori, di questi nuovi sviluppi che verranno, diciamo, che inizieranno ad ottobre poi per la ristrutturazione del pronto soccorso, sarebbe molto importante che questo venisse assolutamente sgravato. Chiedo passaggio all'assessore Viale su questo, vedo due visioni anche un pochino diverse. Un ospedale e territorio che dicevamo all'inizio, insomma, la sanità non è solo ospedale, è un argomento centrale, ci mancherebbe, e abbiamo dedicato praticamente tutta la trasmissione all'argomento ospedale, perché certamente un po' nell'immaginario è la sanità l'ospedale. Purtroppo però i bisogni delle persone ci dicono che invece le risposte che dobbiamo dare sono molte di più. L'infermiere di comunità è una sperimentazione straordinaria, la sanità a chilometro zero, tutto ciò che è per esempio la distribuzione nome per conto, i farmaci salvavita che oggi possono essere distribuiti anche nelle farmacie, e non più solo nelle farmacie ospedaliere, ma ha cambiato la vita di tante persone che dovevano per tutta la vita comprare, nel senso in base anche all'esenzione ticket o al pagamento ticket, dei farmaci fondamentali per vivere. Gli orari di apertura delle farmacie ospedaliere erano pochi giorni alla settimana, e quindi anche la stessa famiglia doveva organizzarsi in modo diverso. Cioè essere attenti ai bisogni, e queste cose non si improvvisano, ci vuole tanto lavoro. Stiamo tentando di dare risposte a tanti bisogni. Ancora un passaggio, Mordini? Sì, velocissimi perché siamo in chiusura, mi pare, non quasi? Vale. Ecco, io volevo sapere le assunzioni, a chi la faccio la domanda? Alla direttrice o a lei? Allora, queste assunzioni le mollate o no? Perché qui bisogna assumere, non si può non assumere per risparmiare, risparmiamo da qualche altra parte, ma i medici e gli infermieri ci vogliono. Qui trova un'alleata. Ecco. E allora molli le cordoni della borsa e dia ordine di assumere. Parlando di cose, di fatti, siamo stati una delle poche regioni italiane che ha fatto un concorso per infermieri. Ecco, tant'è che hanno partecipato da tante regioni proprio perché ne vengono organizzati pochi, e un plauso anche alla regione, a tutto il personale, perché organizzare un concorso di quella natura è stato importante. Quest'anno faremo il concorso per OSS, che è un'altra componente importante che in qualche modo accompagna il lavoro di tanto altro personale sanitario che ha bisogno. Poi non ci sono, allora, il sistema sanitario vede ovviamente la componente fondamentale dei medici, ma è fatto anche di infermieri e di OSS, perché altrimenti trascuriamo tutto ciò che è una risposta globale che dobbiamo dare, anche di accoglienza, di accompagnamento e di umanizzazione delle cure. Per quanto riguarda i medici, anche qui c'è un problema, che è giusto anche dirlo a chi ci sta ascoltando, perché noi possiamo bandire tutti i concorsi e hanno tutte le deroghe all'AS 4. Il problema è poi se partecipano i medici e se ci sono. Noi abbiamo l'imbuto formativo nel nostro paese. Ogni anno si laureano 8.000 giovani laureati,
e possono entrare nelle specialità solo in 6.000 perché abbiamo un problema, una criticità di tanti governi, non è colpa di un solo governo, quindi non ne faccio una questione politica, è un problema serio del nostro Paese. Noi abbiamo fatto una proposta, anche Regione Liguria assieme a tante altre regioni, vogliamo prenderci la competenza in quella che è la specializzazione dei medici, l'autonomia, diciamo, il percorso della richiesta di autonomia, che sembra astratto, no? Perché detta così il cittadino dice ma cosa mi cambia nella mia vita? Significa che chi dobbiamo specializzare? Se abbiamo bisogno di medici rianimatori, non lo possono decidere o non decidere a Roma, è la Sanità Ligure che fa un monitoraggio. Io ho bisogno, per tenere aperte le sale operatorie, se non hai il medico rianimatore non fai interventi chirurgici. Io bandisco un concorso, non ci sono i medici, cosa faccio? In Piemonte stanno chiudendo alcuni reparti, proprio perché bandiscono i concorsi e non partecipano medici. Quindi questi sono problemi che non riguarda solo la squadra, è un problema nazionale che stiamo tentando di affrontare con serietà. Non ci sono problemi di risorse perché ovviamente le deroghe vengono sicuramente concesse, la criticità e la mancanza dei medici che insomma stiamo affrontando, come ho detto. Se vogliamo dare una risposta, come dire, concreta, il prossimo passo per cercare di arrivare a questa assunzione, che cosa si può fare? Assessore. Quale assunzione? Sono state le deroghe, sono state date. Quindi, okay. Sì. Ecco, facciamo spiegare a Rebagliati, così almeno da capire se... I nostri uffici stanno lavorando, abbiamo deroghe concorsi, quindi abbiamo, come vi ho detto, nel piano triennale, ma anche nel bilancio che abbiamo appena presentato, abbiamo avuto un incremento sulle spese del personale di 2.700.000 euro, che vuol dire ovviamente risorse in più. Tempi, ovviamente dobbiamo trovare le persone, dobbiamo continuare a cercare di fare i concorsi il più possibile, molte volte li dobbiamo fare 2 o 3 volte prima di trovare un'unità, siamo vincolati dalla norma a attivare prima i bandi di mobilità, quindi insomma c'è un percorso tortuoso, però insomma l'azienda è sempre pronta, è sempre sul pezzo e stiamo veramente cercando di garantire la copertura delle risorse in tutti i modi. Ecco, Tassara su questo aspetto dei medici? Su questo aspetto dei medici, ma non solo dei medici, di tutti i professionisti dell'ASL. L'ASL ha i professionisti peggio pagati, penso, di tutta la Liguria. No, è vero, come stipendi siamo forse... No, nel senso... No, la mia... Allora, no, questo mi giunge. Spiego, perché come fondo, esatto, perché la stessa figura, se io lavorassi a San Martino piuttosto che in ASL 3 guadagnerei molto di più perché hanno più fondo di risultato, e lo stesso anche gli infermieri guadagnano di più a San Martino che al Gaslini piuttosto che in altre strutture, quindi c'è questo cosa che succede, l'esodo verso in questo momento in cui i contratti sono fermi, guarda che anche 50 euro cambiano le persone, ma noi ci sono esodi, abbiamo una posizione più forte di medici anche per questo motivo? No, certo, adesso facciamo una precisazione perché insomma adesso lasciare le cose dette a metà, dottoressa, se può precisare perché... Ma allora, scusate, innanzitutto poi vorrei finire ogni azienda ha gestito negli anni il fondo di posizione e il fondo di risultato diversamente. È evidente che lo stipendio è uguale su tutto il territorio nazionale, ma chi ha meno indennità di risultato è perché ce l'ha più di più sulla posizione. Quindi cosa vuol dire? La posizione è lo stipendio fisso che non cambia mai, il risultato è la parte variabile dello stipendio, quello che cambia in relazione al raggiungimento o meno di obiettivi strategici annuali. Quindi avere una retribuzione di risultato minore ma una posizione maggiore è un punto di forza semmai dell'azienda, perché vuol dire che quella parte di stipendio non verrà mai cambiato, sia che uno raggiunga i risultati di parte variabile oppure no. Quindi questo è un concetto assolutamente fondamentale, cioè non è che ASL 4 fa uno stipendio proprio diversificato. No, ma peraltro voglio dire un'altra cosa. Non è che dipende dalla dottoressa Rebagliati, stiamo parlando di 20 anni di questo, perché il fondo è stato, cioè non vorrei che venisse fuori è colpa della dottoressa Rebagliati o della dottoressa Bianchi. Ci sono delle malelingue che dicono che i dirigenti invece li prendono sempre questi premi di produzione.
Sono le malelingue che lo dicono. No, li prendono perché sono bravi, perché se lo meritano, perché ecco. l'azienda è un'azienda, anzi io, se me lo permette, vorrei ringraziare tutti i professionisti di ASL 4, innanzitutto per il grande lavoro che stiamo facendo nella riorganizzazione, perché è un lavoro importante che giustamente, come hanno segnalato anche i sindacati, è un momento di trasformazione, di impegno, e la risposta c'è stata, è stata una risposta grande, e quindi questa è un'occasione per me preziosa per ringraziarli pubblicamente. Vorrei ringraziare anche il 118, gli operatori del 118, perché io vorrei dire che di fronte all'emergenza Portofino noi abbiamo attivato in tempo reale un presidio medico avanzato e che ancora oggi, e cesserà il 7 aprile, sta lavorando con grandissimo impegno, e quindi un carico di lavoro che l'azienda e soprattutto gli operatori del 118 hanno svolto con veramente un grandissimo senso di responsabilità. L'ASL 4 invece, proprio forse in virtù di queste sue peculiarità, è un'azienda molto attrattiva, perché noi abbiamo tanta richiesta di mobilità su ASL 4. Forse però non sono d'accordo? A me non risulta, però vabbè. Pianforini? Sì, purtroppo io invece volevo proporre di essere invece in realtà più attrattivi, nel senso che c'è stato un grosso allontanamento. Io ho qualche dato: dal 1 gennaio 2016 fino alla fine di quest'anno si sono allontanati soltanto per le quiescenze 59 medici, più tutti quelli che si sono trasferiti. Per quanto riguarda il comparto i numeri sono ben maggiori, si parla di 130 persone che si sono allontanate. Ora il problema è che questo forte turnover non vale uno, nel senso che se si allontana per quiescenza o per trasferimento un operatore con esperienza e ne arriva uno che esperienza non ne ha, non hanno lo stesso peso, quindi un impegno maggiore per quelli che restano per formare queste persone, ma il turnover c'è per i medici, c'è per quanto riguarda gli infermieri. E purtroppo il discorso economico è vero, purtroppo, nel senso che è un pochino la politica dell'azienda, no? Noi abbiamo un grosso cumulo di ore o un grosso cumulo di ferie non godute, perché abbiamo dovuto in questi anni, non certo da quando si è insediata la direttrice, ma anche da prima, abbiamo dovuto ottemperare a queste carenze. E quindi noi abbiamo questo grosso cumulo che non riusciamo in qualche maniera a farci pagare in maniera equa. Non è soltanto una questione economica, però giustamente chi lavora è necessario che venga pagato in maniera adeguata. Cosa ne pensa, Revagliati? Io voglio dirvi che il problema di questo turnover del personale del comparto è purtroppo il risultato dell'essere stati virtuosi in Regione Liguria, perché aver fatto un concorso tra i pochi in Italia, come ha indicato il nostro assessore, con 1500 infermieri in lista, fa sì che abbiano partecipato a questo concorso persone provenienti da tutta Italia, che appena possono tornano a casa. Quindi noi in questo momento stiamo affrontando il grande disagio di avere un turnover veramente eccessivo, tolto le quiescenze che sono, ahimè, si tratta del pensionamento delle persone che cessano la loro attività e per le quali l'azienda ha puntualmente garantito la sostituzione. Il fatto che su queste sostituzioni in lista di concorso ci sia una persona di un'altra regione che poi se ne andrà non dipende dalla direzione dell'azienda, in realtà è una circostanza indipendente da noi. Ecco, vorrei fare un ultimo passaggio prima di concludere sull'altro quesito, cioè quello appunto del rischio di ingresso dei privati, insomma, nella sanità. Noi adesso abbiamo a livello regionale un esempio che è quello di 3 ospedali sul Ponente, con questa, diciamo, gestione a controllo pubblico, però di fatto adesso in mano ai privati. Come legge questa situazione? È un pericolo secondo lei per la sanità pubblica e può succedere quindi anche per lei qui, Villazzurra in ASL 4? È un pericolo? No, io dico il sistema sanitario nazionale è una cosa, c'è una realtà che quindi già le chiedo c'è una di spiegare, realtà ecco, questo aspetto. Che esiste in AS 4, non mi sembra di aver mai sentito criticità per la presenza di un privato convenzionato, quindi perché la parola rischio? È un'aggressione, non è un rischio, è un'aggressione al Servizio Sanitario Nazionale da parte delle regioni e dei comuni. E rimarremo, lo sai cosa succederà? Aspetta, la mia era solo una domanda, poi lo sai cosa succederà? Che il pubblico farà le cose da 3 soldi e il privato farà i lavori di alto livello, finiremo così. E se poi vuoi che ti dia un'altra previsione un po' più in là, vedrai che sparirà l'ospedale di Rapallo, sparirà l'ospedale di Sestri, sparirà l'ospedale di Lavagna e rimarrà un 118. Ma le posso dire che finché ci sono io questa cosa non accade. Rimarrà un 118 e rimarrà un questo non l'accetto perché non si può dire
e paventare questi scenari. C'è questo pericolo. Io stia tranquillo. Io mi auguro che lei ci stia, ma lei dura 4 anni, ora intanto siamo... Era solo una domanda, perché naturalmente è un aspetto di cui si parla. Di essere qui tra 10 anni a conversare il progetto è questo. Il progetto di chi? Di cosa? Delle persone che sono nella stanza dei bottoni. La stanza dei bottoni non lo so, dal punto di vista democratico c'è un assessore che ha una delega e non ci sono altre stanze dei bottoni. L'assessore scade fra un po' di mesi. È la democrazia, sa, uno scade e viene rivotato se ha fatto bene, se non ha fatto bene non viene votato, è democrazia, non è stanza dei bottoni, è lo strumento che ha un cittadino per valutare cosa è stato fatto. Allora, quindi io direi che qui nessuno chiude nessun ospedale. Quando mi sono insediata, guardi, sono stata mesi a dover dire che la A4 non sarebbe stata chiusa, perché c'è anche questo meccanismo di creare paura sulla sanità, di creare allarmi, così si ha la possibilità di andare in TV, di avere articoli di giornale, perché creare paura, paventare la chiusura degli ospedali, paventare la chiusura della S4 o della S3 o della S2, adesso non mi voglio riferire solo alla S4, significa che comunque si continua ad alimentare l'attenzione anche mediatica. Non è corretto, perché si sta lavorando su parti sensibili, su fragilità, vada sulla prima domanda. Quindi vediamo di capire quali sono gli atti ufficiali, perché da lì non ci si muove. C'è un piano sociosanitario che ha confermato tutti e 3 gli ospedali dell'AS4, c'è una legge di riforma che ha mantenuto l'AS4, c'è un piano organizzativo aziendale vigente. Non c'è nient'altro di quello che ha detto Parliamo lei. Della per prima. Cui queste sono le cose ufficiali, sono gli atti ufficiali. Le altre sono chiacchiere che, se permette, per la sua serietà e anche per il mio ruolo, noi non ci possiamo permettere. Ma ci possiamo permettere questo ed altro. Era solo una provocazione, era proprio l'occasione per spiegare questo aspetto, visto che era nel quesito su cui rispondeva però il lavoro che faranno, che verrà affidato ai privati, è quello che rimarrà al pubblico. Foglia, su questo che cosa ne pensa, la dottoressa pubblico e privato? Guarda, intanto voglio sottolineare che come medici di famiglia crediamo molto nel sistema sanitario nazionale, perché ci sentiamo una parte di questo, come ho sottolineato prima. Ci può essere la paura della privatizzazione, ma al contrario ben venga il privato convenzionato. Questo non vuol dire che... Certo, l'importante è che non ci sia un privato il depotenziamento ma questo va al di là nel senso, o meglio al di sopra, se la paura che abbiamo è quello che un sistema sanitario come il nostro, che comunque sulla carta e anche sui giornali, sui media, viene definito come uno dei migliori del mondo, ci sia qualcuno che al di sopra delle regioni possa decidere diversamente. E quindi il finanziamento... C'è una legge che è la legge... Sì, ma c'è la legge, è una legge nazionale che non ha fatto la sottoscritta nell'attuale maggioranza e neanche quella di prima, che è la legge 502, che disciplina la partnership pubblico-privato. È una regola esistente che ovviamente in Liguria non ha avuto un utilizzo, se non moderatamente. Un esempio lo avete qui, dove i vari interventi di alta complessità vengono realizzati a costo zero per il cittadino, perché essendo convenzionato è sotto il regime pubblico. Quindi non creiamo allarmismi, ci sono leggi nazionali che governano il sistema, non si possono fare fughe in avanti. E ciò di cui stiamo parlando comunque all'interno del sistema sanitario pubblico. Sta all'intelligenza della politica calibrare, ovviamente con giudizio, senza andare a creare situazioni complesse da gestire, e devo dire che fino ad oggi in Liguria questo non è accaduto. Passaggio breve, Mordini, così concludiamo. È depotenziato. Prenditi l'esempio delle protesi. Ora dico, il pubblico, avevamo Spottorno che ha inventato le protesi, vanno tutti a Brescia a farsi le protesi. Mi spieghi per quale motivo? Per quale motivo la Regione Liguria non ha messo su un centro di protesi? Sono nate a Savona le protesi, dal professor Spottorno. Tutte le persone vanno a fare, quasi tutte vanno a fare le cose. Cos'è? È la volontà, non c'è la volontà di potenziare il pubblico, c'è la volontà di lasciare ai privati mano libera. È questo.
Ma in su che questo senso? esempio? Sa che proprio non ho capito il suo esempio. L'esempio è questo. I privati dove sono adesso in Liguria? Cioè non ho capito il suo esempio. Riferito a Spotorno. Spotorno è il professor Spotorno, il quale ha inventato le protesi. Sì. Le protesi, ora la maggior parte delle protesi dei liguri vanno... Quindi sta parlando di cosa fanno in altre regioni, non nella nostra. Vanno a Ome, vanno a Vabbè, adesso ho capito. Il pubblico non si è adeguato... Sta parlando di cosa fanno nelle altre regioni, non nella nostra. Benissimo, e non si è messo con un reparto come si deve, non ha creato... Quindi dovremmo far arrivare una gestione privata della parte sanitaria pubblica anche in Liguria, per ovviare a quello che ha detto lei. No, non privata, pubblica. Pubblica, certo, a gestione privata. Beh, gestione privata, quella è da vedere. Poi bisogna vedere. Ma vede che poi alla fine mi fa come la Ghio, che fa tanti giri, poi arriviamo a dire la stessa cosa. Va bene, va bene. Posso concordare con quanto ha detto il nostro assessore, ma non perché il nostro assessore, perché comunque la partnership pubblico-privata è un'opportunità, non può essere vista come negativa all'interno di un sistema sanitario pubblico. Voglio dire, quanti assistiti liguri vanno in Lombardia, all'IEO, considerandolo pubblico? È una struttura privata convenzionata, è soltanto una questione di mentalità. Questo non vuol dire che i nostri ospedali diventeranno privati, è un modo diverso di vedere la sanità pubblica. Lo diventeranno, lo diventeranno. Voi cosa ne pensate come sindacato? Che succeda che nel futuro si crea un divario fra chi può permettersi la sanità privata, che non sarà più convenzionata, e chi non la potrà, se la potrà permettere. Su questo lo condivido sicuramente. Ecco. Ma questo è da condividere. Abbiamo il sistema sanitario migliore al mondo, perché l'articolo 32 è un caposaldo, garantisce a ogni persona, non cittadino, ogni persona che si trova, ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza, dalla nazionalità, che si trova sul nostro territorio, ed è una straordinaria conquista. Quindi su questo mi trovo assolutamente d'accordo. Tassara, così chiudiamo? No, sono d'accordissimo, e se volevo interpretare probabilmente quello che ha detto il signor Mordini, che probabilmente serve, lui vorrebbe una figura in Liguria, riavere un professor Spotorno che impianti protesi in un'ortopedia di un ospedale pubblico, probabilmente per evitare le fughe, perché le fughe sono una delle grosse spese, capitoli di spesa che abbiamo come regione, quindi sicuramente questa è una cosa fondamentale. Quindi sicuramente chiediamo all'assessore di investire in medici bravi e pubblici. Su questo sicuramente da parte nostra c'è questo invito a investire su questo faccio rispondere all'assessore Viale, così concludiamo su questo desiderio, su questa volontà di investire in questo. Non posso che essere d'accordo, insomma, far tornare professionisti capaci nel nostro territorio, far ritornare tanti anche medici liguri che hanno trovato occasioni professionali fuori regione, e ultimamente abbiamo avuto un ritorno di professionisti importanti nei nostri ospedali, e questi sono dei bei segnali, perché noi dobbiamo anche offrire delle strutture moderne, delle apparecchiature rinnovate, insomma, quindi è un percorso avviato. Io sono fiduciosa e tutti i suggerimenti che ho sentito stasera ne farò tesoro, anche se ovviamente il dibattito poi politico rende un po' acceso anche diciamo il nostro modo di interagire, però sicuramente tutti spunti importanti, vissuti e trasferiti da parte di chi, ognuno da parte loro, perché ascoltano gli infermieri, chi i colleghi medici, i cittadini rappresentati dal comitato, e ovviamente i colleghi del medico di medicina generale presente. In conclusione sono due messaggi veloci che ci sono arrivati da casa, vediamo se riusciamo a rispondere. Oltre al personale medico, sono previsti concorsi anche per altri dirigenti sanitari non medici? Gliela ripeto, oltre al personale medico, se sono previsti concorsi anche per altri dirigenti sanitari? Qualche profilo è previsto. Ok, si può fare un esempio? Farmacia, ad esempio, farmacisti sicuramente sì,
è fatta di più figure, quindi naturalmente veterinari, veterinari, farmacisti sicuramente. D'accordo. Ecco, i veterinari sono sollecito perché sono importantissimi. Sì, sono già previsti, sono già partiti i concorsi. Bene. Ce ne sono veramente molto pochi. L'altra domanda dice: tempo fa funzionava bene il servizio di prenotazione e effettuazione degli esami del sangue presso la Croce Rossa di Lavagna. Ora questo servizio è stato soppresso, c'è la possibilità di fare gli esami di sangue presso l'ospedale di Lavagna, ma bisogna andare a prenotare a Chiavari. Perché? E non si può tornare come era prima? Io ne ho tante di queste richieste. Ne ha tante? Sì, che vengono a reclamare. Cosa possiamo... Perché c'è un accesso diretto. Rebagliati? C'è l'accesso diretto e non è necessaria la prenotazione. Quindi c'è l'accesso diretto e non è necessaria la prenotazione? Ci sono persone che devono prenotare gli esami anche, non c'è l'accesso diretto se devono prenotare un esame radiologico. Sentiamo Zamponi anche. Basta chiamare il numero CUP verde. C'è la possibilità di prenotare direttamente dal medico di medicina generale e anzi in questi giorni sta partendo un nuovo sistema più facilitato sia per chi ha la segretaria che fa questo compito sia per il medico singolo che può prenotare direttamente. Sottolineo l'importanza del ritorno dei dati che sapete essere un mio pallino, ma non un mio pallino ma perché è importante per i cittadini, soprattutto sottolineavo prima, mi riferivo ai pazienti distanti, quelli che non devono andare a prendere direttamente i risultati in ospedale, ma lo hanno direttamente dal medico di medicina generale. Ecco, io vi ringrazio dalla regia perché la slide che ho visto passare individua e indica come fare per prenotare le prestazioni sanitarie, perché dopo essere stato dal proprio medico o si può prenotare dal medico, dal pediatra libero scelto, oppure si può telefonare al numero verde CUP Liguria. È importante perché proprio in questa AS ricordo che fino a poco tempo fa c'era un numero addirittura a pagamento, si doveva fare il prefisso 0185, quindi insomma era abbastanza inaccettabile. Oggi abbiamo un numero unico gratuito, numero verde, dalle 8 alle 18 si può chiamare per prenotare una visita specialistica. Mi raccomando, bisogna controllare il codice di priorità se è una visita urgente, ma qui insomma il medico sicuramente è più preciso di me nel dirlo. Bisogna verificare se c'è la P, quindi una visita programmata, e allora si ha tempo fino a 6 mesi per avere questa prestazione, ma questo è una scelta del medico che valuta la priorità, perché poi anche insomma in qualche modo bisogna affidarsi e avere fiducia nel proprio medico che sa accompagnare i percorsi di cura migliori. Quindi insomma è un grande sforzo del sistema sanitario ligure di dare opportunità, in questo caso per la prenotazione delle visite, perché è un aspetto fondamentale, col numero unico regionale. Bene, così siamo riusciti anche a dare risposta a queste due domande. Io ringrazio per la partecipazione questa sera, per aver affrontato insomma questi temi della sanità locale l'assessore regionale Sonia Viale, Antonio Zampogna, Giancarlo Mordini, la direttrice generale Bruna Rebagliati, Elisabetta Tassara e Anna Pianforini. Grazie per essere stati con noi, ringrazio la regia di Stefano Noiold e con il Direttamente Su ci ritroviamo lunedì prossimo. Grazie per averci seguito, arrivederci.